Ho spiegato le mie ragioni e adesso sarà il Consiglio a decidere. Credo che la sentenza sia un qualcosa di già scritto e quindi non ci sono problemi. Per oggi Amarezza? no, determinazione. Perché io ho sempre fatto il mio lavoro in questo partito, l'ho fatto con grande passione. Se ho avuto qualche posto me li sono guadagnati chiaramente con le preferenze, quindi se c'era un posto su una carica pubblica ho sempre mandato gli altri, ho sempre fatto questo lavoro a mie spese, facendo il mio lavoro e ho fatto sempre politica dopo aver lavorato. È come quando te che dici a uno ti si immona, ma è un qualcosa che noi veneti lo capiamo benissimo e per questo non è che andiamo all'avvocato. Era una critica politica che giustamente ci deve stare su un partito che sta scendendo ormai a quote bassissime per quanto riguarda le preferenze e soprattutto i voti. Domani politico. Ma domani politica, ci sono tante opportunità, non è questo. Ho spiegato chiaramente che io non uscirò dalla Liga Veneta, Lega Nord, perché questo è il mio partito. Se mi buttano fuori dalla Lega Salvini Premier, anzi Vice Premier. Com'è possibile restare dentro anche se, nonostante l'espulsione? Cioè, Guardi, esiste ancora? Allora, c'è chi il partito l'ha nella tessera, chi ce l'ha nel cuore. Io l'ho sia nella tessera che nel cuore, visto che ho versato 120.000 euro per questo partito. Io non ho versato nella Lega Salvini, io ho versato nella Lega Nord e quindi ho tutto il diritto di rimanere. Perché c'è ancora una differenziazione a livello amministrativo tra le due entità? È un'usurpazione, la Lega Salvini.